Bello, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi, è una fantastica vittoria contro l'Inter, datela a vedere perché è stata veramente una bella partita. In questa puntata invece andiamo a vedere chi ci capita e come sempre, se vi fa piacere sostenermi in questa scalata alla Divisione 1 con solo giocatori del Napoli, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e commentate magari per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Detto ciò, vediamo chi sarà l'avversario di questa puntata, chi dovremo affrontare, sperando di continuare la nostra striscia di risultati che nelle ultime partite ci ha fatto salire abbastanza. Andremo ad affrontare un Barcellona di Divisione 2, posizione 16.000, ragazzi. Ok, spero che tu ti sbagli perché magari faccio un miracolo, ma lo vedremo. Anzi, allora, Di Lorenzo, qua siamo tutti ok. Il nostro avversario, ok, ok, io vi faccio così e mi metto 0 trequartista e vediamo che succede. Voglio prenderlo alto. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole. Niente nuvole, sono una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Si partono loro subito col lancio, con Lobotka spegne, Anghissà prova a girarla subito, Lobo ancora recupera palla, scende Lobotka, appoggia per Zielinski che allarga per Mario Rui, dentro per Kvaratskhelia, c'è un po' di spazio per Kvaratskhelia che rientra, Kvaratskhelia crossa di esterno per Osimhen, traversa incredibile, Politano traversa ancora, incredibile, 2 traverse in un secondo, Rachmani a colpire verso Zielinski che cerca dentro qualcuno, niente da fare. Attenzione Nathan, allarga per Mario Rui che ha spazio, Mario Rui dentro per nessuno purtroppo. Palla fuori il Barcellona. Kvaratskhelia, attenzione, palla per Zielinski, appoggia per Kvaratskhelia che prova il cross, niente da fare. Mario Rui appoggia per Zielo, dentro per Lobotka, palla per Anghissà, ancora per Lobo, dentro per Anghissà, non troviamo lo spiraglio, Lobotka, Zielinski, palla per Osimhen che si gira dentro per Politano, niente da fare. Zielo recupera palla dentro per Matteo Politano che prova ad entrare in area di rigore, prova a ripartire il Barcellona. Di Lorenzo allarga per Zambo Anghissà che vede dentro Politano che può crossare, deviato, calcio d'angolo, no, che cazzo, niente, calcio d'angolo, check, il lancio lungo di Cech, Rachmani su e tu, stoppa questa palla, attenzione Politano, dentro per Osimhen, la palla non passa purtroppo, ragazzi, palla dentro, attacca il Barcellona, torna Nathan, palla per Meret che rilancio lungo verso Osimhen, palla per Kvaratskhelia, dentro per Zielinski che si ferma, Zielinski, dribbling Zielinski, si gira, la perde, brutta palla persa di Zielo qui. Attenzione, palla dentro per Maradona, va a chiudere Nathan, Mario Rui, poi allarga tutto verso Kvaratskhelia, si gira Kvaratskhelia dentro verso Victor Osimhen che prova ad appoggiarla, Zielinski ci riesce, Zero non riesce ad allargare purtroppo, attenzione, palla recuperata, Kvara, Osimhen, Zielinski, palla per Osimhen, niente da fare. Attenzione, Rachmani ancora a colpire con Politano, Anghissà dentro per Matteo Politano, erroraccio di Anghissà, prova a ripartire il Barcellona, Di Lorenzo allarga per Politano, scende Politano, l'appoggia ad Anghissà, Osimhen, errore di Osimhen in appoggio qui, Politano prova a dare una mano, palla dentro Di Lorenzo verso Meret che rilancia Osimhen, palla per Kvaratskhelia, appoggia per Zielinski, dentro per Kvaratskhelia, Kvaratskhelia dentro per Zielo, appoggia per Osimhen, allarga ancora per Kvaratskhelia che non arriva sulla palla, Rachmani ancora a colpire Zielinski, errore di Zielinski, Mario Rui recupera palla, Zielinski, tacco per Lobotka, dentro per Anghissà, Anghissà appoggia Lobotka che prova ad allargare, balla Di Lorenzo, recupera ancora palla Di Lorenzo, dentro, brutto, Rachmani allarga per Politano, tacco per Anghissà, niente da fare, Anghissà, Rachmani in uscita, chiusura ancora Zielinski, troppi errori in impostazione, attenzione Mario Rui,
a chiudere Mario Rui insieme a Zielinski che prova a tornare, recupera palla, Zielinski alla grande, scende Pietro Zielinski che va direttamente dentro da Osimhen, Osimhen dentro per Zelo che si gira, allarga per Anghissà che scende, va da Osimhen, che giocata di Zambo Anghissà per Victor Osimhen. 1-0 Napoli. 1-0 Napoli, fantastico passaggio di Zambo Anghissà a liberare Victor. Attenzione, palla dentro Nathan, poi palla per Meret che stoppa e rilancia verso Victor Osimhen che prova a spizzarla, non ci riesce. Anghissà recupera palla, Lobotka, break di Lobo, scende Lobo, attenzione, l'appoggia Zielinski che si gira dentro per Victor, per poco la palla non passa, Mario Rui, palla per Anghissà, larga per Politano, Politano si gira male, recupera palla Politano, attenzione, l'alza per Zielinski, troppo macchinose queste azioni così. Di Lorenzo, ancora in uscita Di Lorenzo, palla per Anghissà che qui sbaglia lo stop, se ne va, non so chi, ma Rachmani riesce a prendere questa palla e a riuscire palla al piede con Politano che la mette in mezzo per Osimhen che appoggia di testa a Lobotka che prova ad alzarla a Politano, la prolunga male, attenzione, riparte Barcellona con Mikel Merino, Lobo, Rachmani fa passare la palla, rimessa dal fondo per noi, no! Porca trota, meno male. Lobotka rilancia lungo per Osimhen che appoggia a Kvaratskhelia, niente da fare. Attenzione, brutta, ho sbagliato io. E tu, pareggia alla fine. Ho sbagliato io. Sbagliato io con Rachmani, ragazzi. Osimhen, palla per Lobotka, finisce il primo tempo, in primo tempo intenso. Qui in realtà secondo me abbiamo giocato anche meglio, però abbiamo fatto un errore nel finale che ci è costato carissimo. Al primo vero tiro in porta del nostro avversario prendiamo gol. This is football, come si vuol dire. Lobotka, palla per Giannino Di Lorenzo, scende Di Lorenzo, cerca Anghissà, si ferma Anghissà, va dentro da Politano, brutta palla di Anghissà, prova a ripartire il Barcellona, Rachmani, recupera Rachmani, prova ad alzare questa palla verso Kvaratskhelia, niente da fare, Zielinski, Mario Rui, prende palla per Zielinski, Rachmani, Di Lorenzo, anticipa e prova a ripartire Giannino Di Lorenzo, palla per Lobotka che allarga dall'altro lato per Kvaratskhelia, scende Kvaratskhelia dentro per Zielinski, la palla non arriva mai a Zielo purtroppo, prova ad attaccare il Barcellona, Nathan recupera una gran palla dentro per Zielinski che appoggia a Kvara, niente da fare, Kvara sta sbagliando troppo in fase di impostazione, adesso prova a darla a Zielo, gran palla di Kvaratskhelia con Zielinski che si rientra, attenzione Zielinski a giro, ma dove cazzo ha tirato Zielinski, ragazzi? Dove cazzo ha tirato Zielinski? Check, lancio lungo verso Rachmani che prova a spizzarla, attenzione palla dentro con Lobotka che prova a chiudere su David Viglia, attenzione Lobo su Viglia che torna dentro, Rachmani poi va da Zielinski che va da Anghissà, la palla telefonata purtroppo, ma dai, ma che gol ridicolo, che gol ridicolo ragazzi hanno fatto, Gesù. Lobotka, palla per Mario Rui, appoggia a Kvaratskhelia che prova ad andare dentro da Zielinski, dentro per Victor, palla debole di Zielinski, Mario Rui, palla per Zielo ancora, per Kvaratskhelia, Zielinski dentro per Mario Rui che prova a crossare, calcio d'angolo, per me Messi, sempre Messi. Zielinski, attenzione verso Rachmani che andrà sul primo palo, Amir Rachmani verso il primo palo, Rachmani non riesce a metterla dentro, niente da fare, siamo anche sfortunati nel rimpallo qui, palla dentro, Nathan prova ad andarsene Messi, ma Nathan lo ferma e la dà ad Anghissà che prolunga verso Politano, Politano si fa rubare la palla da Mikel Merino, Politano non riesce poi nemmeno a contrastarlo, poi
palla dentro, Zielinski recupera palla e va da Mario Rui, scende Mario Rui, prova ad andare dentro. Sì, cercano l'occasione per ripartire in velocità e arrivare subito in porta. Sono quindi pronti a lasciare attenzione, palla dentro Di Lorenzo, recupero palla dentro per Politano, cerca Anghissà, Zielinski recupera palla verso Anghissà ancora, cerca Osimhen che allarga per Mario Rui, scende Mario Rui, appoggia a Kvaratskhelia, rientra Kvara, De Ligt lo aspetta lì, Lobotka prova a recuperare questa palla, Nathan la sbatte fuori, Mario Rui a colpire di testa, allarga poi per Kvaratskhelia che fa correre Zielinski, perdiamo questa palla, stiamo giocando male, Nathan recupera palla, ancora per Mario Rui, proviamo a scendere ancora con Rui cerca dentro Victor Osimhen, si gira ma perde palla. Un intervento fondamentale. Attenzione, palla dentro Di Lorenzo, anticipo di Costa Curta, attenzione, palla dentro Di Lorenzo ancora e prova ad allargare ancora verso Politano, vogliono mettere il risultato al sicuro e non lasciare niente al caso. Anghissà per Zielinski, palla per Osimhen che si gira, Victor Osimhen, scende Osimhen dentro per Kvaratskhelia, si gira Kvara dentro per Osi che appoggia ancora a Kvaratskhelia, palla lì, Kvaratskhelia dentro, prova a ripartire il Barcellona, fallo secondo me qui, niente da fare, mamma mia Meret, lancio lungo di Alex Meret, Osimhen appoggia per Anghissà, dentro per Politano, brutta palla, la palla tra l'altro nemmeno mai uscita per farmi fare qualche cambio ragazzi, incredibile. Di Lorenzo, Anghissà, non l'ho visto proprio quello, perfetto, Viglia, prova a recuperare Di Lorenzo, niente da fare, Rachmani in chiusura, grande chiusura di Amir Rachmani che prova a ripartire. La prova ad appoggiare a Politano che prova a cambiare dall'altro lato da Kvaratskhelia, niente da fare. Nathan recupera palla, Nathan appoggia Anghissà dentro per Zielinski, dentro per Victor Osimhen che spara la parata del portiere. Attenzione, Zielinski va da Kvaratskhelia che appoggia Mario Rui che rientra dentro per Kvaratskhelia, si ferma male però. Sceglie di andare per vie verticali. Niente da fare ragazzi. Maradona, Eto'o, Meret. Non prendiamo il 3-1 solo per un puro caso. Palla dentro, Maradona. Bella giocata. Fallacio in una zona pericolosa per la difesa. Di qui non si passa, questo ha detto il difensore e l'ha steso, perché se non lo fermava, con le buone o con le cattive, sarebbe andato in porta. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Costa Curta. Finisce qua ragazzi. L'arbitro chiude qui la partita. Sono molto deluso onestamente da questa partita perché abbiamo giocato nettamente meglio, meritavamo nettamente di più, ma alla fine vince lui con un culo pazzesco. E noi scendiamo di nuovo sotto i 1400.